La cosa più bella è poter sorridere e dare forza e speranza, perché ognuno di noi di fronte a quella realtà, la chemioterapia fa metà, ma il resto del corpo del bambino e dell'adulto fa l'altra metà per poter vivere e vincere questa battaglia. La forza interiore necessaria quando si combatte contro una leucemia, un linfoma o un mieloma è tanta. Carmen Mione, Parte 72 della mia anni, presidente esperienza dell'AIL tremenda. Belluno, lo sa bene. Lo ha sperimentato sulla sua pelle quando sua figlia si è ammalata. Nel 1983 mia figlia, che aveva 6 anni, si è ammalata di leucemia, però avevo solo un 5% di possibilità di guarigione. Le posso dire che oggi mia figlia ha 46 anni, mamma di 2 creature stupende. Una vittoria la sua, purtroppo non per tutti è così. L'AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, è nata proprio per combattere la solitudine in cui spesso le famiglie si trovano dopo una diagnosi così pesante. Migliaia i volontari che aumentano durante le raccolte fondi. La più prossima, quella delle uova pasquali nelle piazze il 24 marzo, domani il 25 e il 26. Sono persone meravigliose, io devo dire grazie a loro tutta la mia grande forza che io ho e che do ai miei ammalati. Organizza le cure domiciliari, accoglie gratuitamente nelle case alloggio i parenti dei pazienti, sostiene la ricerca, gli ospedali e i centri specializzati, offre supporto psicologico. Quello dell'AIL è un impegno quotidiano, ma ogni realtà si prepara in base ai bisogni. A Belluno è attivo anche un servizio di day hospital per adulti e a Feltre per bambini.